Verona, la città romantica d'Italia, famosa per la tragedia di Romeo e Giulietta, per l'arena, per il suo centro storico, ma anche per le sue fortificazioni. Lo sapevate? Verona racconta oltre 2000 anni di storia con le sue mura, i bastioni, le porte e le torri, che nel corso dei secoli sono state abbattute, poi ricostruite, poi ampliate, e ancora oggi la sua cinta muraria si sviluppa per oltre 9 chilometri e rappresenta in modo eccezionale il concetto di città fortificata. Per questo nel 2000 Verona è stata decretata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Oggi voglio scoprire con voi la parte sotterranea di questa colossale struttura, quella meno conosciuta. Infatti sto per andare a visitare il bastione di San Giorgio, costruito dagli austriaci tra il 1836 e il 1840 su un precedente bastione veneziano e ancora oggi molto ben conservato. Mi accompagna alla scoperta del bastione di San Giorgio il professor Maurizio D'Alessandro, guida per passione e curatore dei volontari del gruppo scout che ne ha reso possibili le visite. Bastione austriaco principalmente, il cosiddetto bastione di San Giorgio, che aveva lo scopo preciso di difendere innanzitutto la strada postale per il Tirolo, che passava dalla Porta San Giorgio, o meglio Porta Trento, di difendere la città da eventuali incursioni sul fiume, perché potevano scendere con chiatte e quindi creare problematiche magari sparando con cannoni. Terza cosa, veniva a creare una rete praticamente di controllo dall'alto di Verona, che era articolata in maniera da rendere l'eventuale arrivo di un nemico estremamente problematico. Cioè, se il nemico fosse arrivato non riusciva a calare in città dalle colline. Quindi questo qui era chiaramente l'ultimo anello di una catena fortificata che si snodava nella fascia nord-est e nord-ovest delle colline veronesi. Nel 1936, durante i lavori per il rifacimento del quartiere di Sant'Alessio, il Lungadige viene modificato e rialzato. Il precedente si trovava circa allo stesso livello del fiume, quindi è curioso, ma entrando al bastione in realtà ci si trova direttamente al primo piano, come si vede bene esternamente dall'arco di una porta che oggi si trova al livello del suolo. Siamo scesi agli inferi, siamo solo andati al piano zero. È intatto in questa sezione. È curioso che sono rimasti anche abbastanza ben conservati i pavimenti. Gli austriaci erano molto curati in quello che facevano. Tutte le strutture costruite non avevano solo uno scopo appunto difensivo o al limite offensivo, ma erano anche curate. Gli architetti e gli ingegneri militari di Vienna tenevano presente anche, pare un paradosso, la bellezza della struttura, cioè architettonicamente valido. Per esempio il pavimento, che è in cotto, sono mattoni, ma è messo giù a spina di pesce e non casualmente. Le volte sono tutte molto curate in cotto, in mattoni, in modo tale da dare anche un isolamento termico abbastanza funzionale. Bisogna tenere presente che gli inverni non è che avessero dei gran stufe o camini qui dentro per scaldare. Poi tutto il resto della pietra lavorata è sempre appunto lavorata con pazienza e con precisione, in modo da non creare strutture poco gradevoli all'occhio. La zona dove siamo è praticamente una zona con possibilità di installazione di artiglierie. Queste nicchie che ho alle mie spalle ospitavano, uso questo termine, dei mortai, che sono una varietà di cannone che aveva un tiro subverticale e con una gittata piuttosto corta. E le zone esterne invece avevano possibilità di posizionare cannoni nel senso reale della parola, cioè quelli che sparano con una gittata molto lunga. Un altro paio di cannoni erano posizionati, uno dentro la torretta, lo sperone dell'Adige subito a valle di Ponte Garibaldi, e al suo fianco di questa torretta era stata creata una seconda cannoniera, però all'aperto.
non c'è più perché l'hanno demolita negli anni 30 del Novecento. L'imbucco di questa galleria congiunge due zone del bastione, praticamente mette in comunicazione la traversa, che è quella principale della struttura, con una galleria detta di controscarpa che corre lungo il fossato naturalmente asciutto. È una galleria abbastanza particolare questa, perché troviamo subito alle mie spalle una scritta che ci lascia un po' perplessi, visto che il forte è austriaco. Si parla di non sostare, ma è una testimonianza della seconda guerra mondiale. Il forte era stato trasformato in rifugio, il bastione, e chiaramente c'erano tutte le indicazioni per l'uso da parte della gente che correva giù nei rifugi durante i bombardamenti. Quindi quel non sostare stava a significare che in questo tratto la galleria, o poterna che dir si voglia, era pericolosa in quanto sopra non c'era niente fuori, quindi se beccava una bomba degli aerei era fatta. E ha già una prima testimonianza della seconda guerra mondiale, al di là della scritta non sostare, ma dei muretti a secco che vengono costruiti durante la guerra per evitare lo spostamento d'aria durante la galleria. I muretti vengono costruiti con un progetto che è tuttora esistente in comune, c'è la planimetria delle modifiche, vengono costruiti perché durante lo scoppio della bomba la galleria si trasformava in una specie di tubo di Venturi, cioè diventava una zona con uno spostamento d'aria fortissimo. Ecco che allora si escogita questo sistema di sbarramento di diaframma con muri costruiti al volo e appoggiati alla parete, in modo che l'onda d'urto venga spezzata da questa serie di muretti. Spesso, almeno nel progetto soprattutto, perché qua non si vedono quasi più, erano messi in questo modo, cioè a creare una specie di S in modo tale che l'urto dell'esplosione della bomba venisse smorzato totalmente. Altra testimonianza della seconda guerra mondiale sono gli oggetti ritrovati, che la popolazione portava con sé quando andava a rifugiarsi dai bombardamenti. Diceva prima delle opere per il rifugio durante la guerra, sfondano il muro della galleria, che tra l'altro si riesce ad apprezzare quanto spesso sia, perché siamo intorno a 1,80 m di spessore, e qui c'era una feritoia in questo angolo. Queste due pietre fanno parte della feritoia, delle 4 pietre, un'altra qui, un'altra qui, buttano giù tutto quanto per avere un ingresso-uscita che vada nel fossato. Purtroppo poi negli anni 50 e 60 coprono il fossato di almeno 3 metri di terra. Il fossato austriaco autentico doveva essere più o meno un 6 metri di profondità rispetto al ciglio, cioè a dire un punto in cui tu non è che potessi saltare giù per attaccare il bastione, dovevi scendere con corde, con scale, quindi rallentavi. In alcuni casi, invece, gli ambienti del bastione sono pieni di terra e detriti, portati dalle alluvioni e dalle piogge, come si nota bene osservando alcune feritoie che, invece che essere ad altezza uomo, si trovano oggi al livello del suolo. Ed è un problema non da poco sgombrare i detriti, perché in questi ambienti stretti non si possono usare altro che pale e cariole. Siamo in un punto cruciale della difesa del bastione. Per difendere questo punto avevano escogitato una serie di sistemi abbastanza specialistici per il tempo. Cosa hanno escogitato? Galleria con fucilieri sui fianchi della Pontara, un tratto di galleria a T, cioè nel senso della forma della lettera, che spara in faccia a chi scende nella Pontara, ma poi, siccome non era sufficiente, costruiamo un'ulteriore galleria sopra quella dove siamo adesso, in modo da avere nel fianco della Pontara 2 ordini di fucilieri. Andiamo adesso a vedere
come si arriva alla galleria soprastante alle nostre teste, perché c'è una scala a chiocciola splendida che non sfigurerebbe in qualche castello. Ma questa scala a chiocciola, diversamente da quelle classiche, sale in senso orario e ha la parte larga dei gradini a sinistra. Questo per facilitare i soldati che avevano, nella maggioranza dei casi, il fucile sulla spalla destra e quindi in situazioni concitate, magari correndo, non rischiavano di inciampare o incastrarsi con il fucile che all'epoca era molto ingombrante. Infatti con la baionetta innestata poteva essere lungo anche 1,90 m. Siamo nel piano superiore della galleria di cui si parlava prima. Abbiamo salito attraverso la scala a chiocciola in pietra, molto ben definita, molto ben accogliente direi come struttura, e questa galleria, che è cortissima, sarà una quarantina di metri forse meno, permetteva ai due ordini di fucilieri, quindi uno sopra più alto e uno più basso, di controllare perfettamente il fianco della pontara. Le feritoie che ci sono abbastanza verticalizzate perché, essendo qui al secondo piano, bisogna sparare giù. Quindi il piano base della feritoia è molto inclinato. Dalla parte della mia sinistra c'è una finestra che permetteva di dare aria in questo tratto di galleria, perché quando venivano usati i fucili il colpo determinava un fumo particolarmente pesante e denso che ustionava le mucose polmonari. Siamo in un punto critico della struttura del bastione. Davanti a me c'è il fossato e poi ci sarà una porta, cosiddetta porta di sortita, che veniva usata dai soldati all'interno del bastione quando alla disperata, dopo l'attacco del nemico che magari aveva compromesso la vita di qualche fuciliere, sparati gli ultimi colpi, si usciva. Ecco la porta di sortita, si usciva sul fossato all'arpa bianca corpo a corpo. Naturalmente quella porta poteva anche essere violata dal nemico che, magari tentando di buttarla giù, cercava di entrare nella galleria del bastione. Questa stanza quindi era particolarmente congegnata per evitare che succedesse qualcosa di brutto da parte dell'attacco del nemico. Di conseguenza cosa hanno pensato? Hanno pensato a mettere su 3 lati feritoie per fucilieri, per cui uno che fosse entrato si trovava su 3 lati il fuoco degli austriaci. Era un po' come la tornara che ha la cella della morte, perché da qui chiaramente avevi un cocktail di benvenuto particolarmente pesante. Non c'era scampo. Ecco, non c'era scampo letteralmente. Sopra la porta si vedono i segni lasciati dalle due grandi alluvioni, 1966 sotto e 1882 sopra, e si vedono anche i cardini della porta che serviva a non fare entrare il freddo, così come una stufa ritrovata lì vicino. Sì, perché proprio qui vissero i 2 custodi del cinema all'aperto che fu allestito nel 1945 negli spazi esterni del bastione, così come la sala da ballo Il Grillo, come si vede ancora sull'arco d'ingresso al bastione. Un modo dei veronesi di tornare alla vita e dimenticare gli orrori della guerra.